amici della Lega Calcio 8, benvenuti allo Sport City. Questa è la 19ª giornata di Serie A e si affrontano Alitalia Calcio e Mr. Jeff. Attacca l'Alitalia per vie centrali, palla dentro a cercare Zonnu sulla destra, prova a rientrare, Scarsella ci mette una mano, ancora Zonnu e ancora Scarsella. Peretti dalla linea difensiva, va al lancio lungo di destro a tagliare il campo, cerca Marazzina, di testa Marazzina, anticipa sia il difensore sia il portiere De Angelis e va a siglare l'1-0. Grandissimo stacco perentorio di Massimo Marazzina. Riparte il Mr. Jeff con Liberti, Liberti si accentra, c'è la sovrapposizione di Marazzina sulla destra, Marazzina eccolo che riceve, va di destro, di poco al lato. Partita vibrante, attacca ora l'Alitalia sulla destra con Manelli che vince un contrasto, può mettere in mezzo, ecco Manelli che serve di destro, arriva Zonnu di sinistro, fuori! Ribaltamento di fronte, attacca ora il Mr. Jeff, non ci si ferma mai, cross di Zanni, la difesa controlla, la palla arriva a Liberti che calcia alto, incredibile. Morosini va alla rimessa laterale con le mani, la palla resta in aria, errore di De Angelis e Marazzina da rapace d'aria va a siglare il 2-0. Che errore di De Angelis, la palla gli è rimbalzata davanti, non è riuscito a bloccarla, Marazzina era appostato. Attacca ora il Mr. Jeff con Liberti che riparte a sua sinistra, Zanni viene servito ora, ecco Zanni in aria con la punta, va a siglare il 3-0, anticipato l'uscita del portiere, un gol quasi da calcio a 5, il Mr. Jeff ora l'ha praticamente chiusa. Gestisce qui male, palla all'Italia e Francucci la recupera, serve Zanni sulla destra, Zanni potrebbe crossare, no, riappoggia dietro a Francucci che vede Marazzina dentro l'area di sinistro, Marazzina 4-0 del Mr. Jeff, tutto troppo facile adesso, la difesa dell'Italia era davvero ferma. Ruba palla il Mr. Jeff che ora può ricontrattaccare. Francucci serve Marazzina di tacco al volo, ha cercato l'Eurogol Marazzina, grande parata. Figura, si appoggia a Pane, Pane ha spazio, va col destro Pane, Scarsella si distende. Neri si appoggia indietro al portiere De Angelis, ma arriva in questo momento il triplice fischio dell'arbitro. Il Mr. Jeff schianta l'Italia per 4-0 grazie a una tripletta di Marazzina e al gol di Zanni. Era una vittoria importantissima, non contava magari giocare bene o chissà che cosa, importavano solo i 3 punti. E fortunatamente è andata bene, il primo tempo un po' in sofferenza, abbiamo controllato, poi il secondo tempo siamo usciti fuori, l'abbiamo portato a casa facile, diciamo. Adesso tocca altre 2 belle partite con la Lazio in casa e poi ci saranno gli Hammers, quindi cercheremo di fare bottino pieno perché è quello l'obiettivo, sempre al massimo, dando tutto quanto quello che abbiamo.